Gesto eclatante dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Giuseppe Di Rosa, che di prima mattina si è incatenato in piazza Pirandello davanti al municipio per tenere desta l'attenzione sulla sentenza della Corte dei Conti riguardante il sindaco Firetto, una sentenza che tarda ad arrivare. Di Rosa parla a nome del movimento Mani Libere, ma come al solito puntualizza, lui ci mette la faccia. Quanto bisogna aspettare ancora per il deposito della sentenza, si legge in un cartello collocato nella piazza. Gli agrigentini, si legge ancora nel cartello, vogliono sapere da chi sono amministrati. Giuseppe Di Rosa fa riferimento agli agrigentini, ma gli agrigentini sono però timidi nella protesta e sono tanti gli esempi, quasi avessero paura a manifestare. Ascoltiamo intanto l'ex presidente del Consiglio Comunale che abbiamo intervistato nei momenti immediatamente successivi alla sua protesta. Da stamattina alle 7 mi sono incatenato davanti il Palazzo San Domenico, sede istituzionale del Comune di Agrigento. Ho in uno striscione voluto scrivere ciò che chiede il mio movimento, il Movimento Mani Libere. Non possiamo più aspettare una sentenza oltre i tempi previsti dalle leggi. Agrigento merita rispetto da parte di tutte le istituzioni. Non è più possibile aspettare. Siamo in uno Stato democratico, una sentenza che va immediatamente data. Se dovesse essere di assoluta non responsabilità dell'amministrazione Firetto in quel di Porto Empedocle, la rispetteremo. Se viene condannato, lui sa già cosa deve fare. Non può essere amministrata la città di Agrigento da un amministratore rinviato a giudizio per le gravissime colpe che vengono attribuite a Firetto e ai suoi collaboratori. Non è possibile. Agrigento non è Porto Empedocle, con rispetto di Porto Empedocle, perché Porto Empedocle ha un bilancio di 6 milioni di euro, Agrigento ce n'ha uno di 14 volte superiore, cioè circa 80 milioni di euro. Se il buco che è stato fatto a Porto Empedocle, cioè 21 milioni di euro di buco, vengono moltiplicati per le percentuali agrigentine, saremmo ad un buco ad Agrigento di circa 270 milioni di euro. Non è possibile, non voglio vendere casa ad Agrigento e trasferirmi ad Agrigento. Firetto non abita ad Agrigento, di conseguenza scelga la città quello che vuole fare. Io, come mia consuetudine, ci metto la faccia.